Diamo il benvenuto a Rosa e Nero, a un ex rosanero, giocato nella primavera, ma insomma era in odore di prima squadra, Edoardo Goldanica. Ciao Edoardo! Salve, buonasera a tutti. E allora Edoardo, intanto possono già scorrere le immagini per questo tuo primo gol tra i professionisti con la partita che è Pisa-Barletta. Abbiamo già visto il calcio d'angolo battuto da Bollino e poi il gol di testa di Edoardo Goldanica, esordio per Francesco Cozza. Come sta messo il Pisa, Edoardo? E poi raccontami il gol, cioè il primo tra i professionisti, sei nella primavera l'anno scorso, però questo ha un sapore diverso. No, sicuramente mi ha fatto piacere andare a segno domenica, anche perché eravamo da un periodo un po' altalenante, quindi mi ha fatto sicuramente piacere far gol e aver portato a casa la vittoria, che era la cosa più importante in quel momento. Edoardo, sei andato al Pisa, resterai al Pisa fino a giugno, e, insomma, qualche pensiero al Palermo comunque in automatico ti viene, cioè, a prescindere da tutto, insomma, è sempre una squadra, è una piazza che ti ha dato qualcosina, no? Sì, no, sicuramente sono venuto qua a Pisa perché avevo bisogno di giocare, di mettermi in mostra il più possibile. E a Palermo ci sono rimasto molto volentieri perché è una piazza in cui mi ha dato tanto e mi ha dato la possibilità di affacciarmi a un palcoscenico importante. Poi non avevo molto spazio, quindi ho deciso di andare qui a Pisa, che sto vivendo, diciamo, un bellissimo momento calcistico, perché mi ha dato anche la possibilità di esordire il nazionale Under 20, che fa sicuramente piacere. Però sicuramente io con il Palermo guardo sempre, mi informo di quello che stanno facendo, di tutto. Poi ho ancora ex compagni che sono in prima squadra come Malele, che lo sento sempre, quindi mi informo e voglio assolutamente che la prima squadra vada in Serie A. Poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Allora Edoardo, a parte l'esordio di Francesco Cozza sulla panchina del Pisa, lo ricordiamo tutti, numero 10 storico della regina, insomma gran calciatore, qui in studio tra gli altri, oltre a Salvatore Geraci del Corriere dello Sport, Massimo Norito di Repubblica, Paolo Vannini del Corriere dello Sport, c'è anche il nostro allenatore che è Ignazio Arcoleo, che è stato insomma un grande del Palermo sul campo e anche in panchina, e vuole farti una domanda. Qual è lo stato d'animo con cui stai affrontando questa nuova avventura? È quello di prenderti una grande rivincita o cosa? No, sicuramente io, arrivando da una Serie D, ho voluto comunque fare un passo alla volta, perché per me era importante giocare e mettermi in mostra il più possibile. Poi sono giovane, quindi ho tanta voglia di giocare, tanta voglia di mettermi in mostra. Poi sicuramente è anche un modo per crescere e per fare in modo di tornare a Palermo con più esperienze ed essere più pronti. Edo, tra l'altro l'ultima, e ti salutiamo facendoti ancora una volta l'in bocca al lupo per questa stagione con il Pisa, insieme insomma con Kosnic, con Bollino, perché lì Pisa è diventata un po' una colonia del Palermo, in prestito comunque al Pisa, quindi insomma ritornerai a casa madre a giugno, stai giocando da centrale di una difesa a 3, l'anno scorso anche in primavera soltanto nella parte finale, addirittura anche esterno sinistro di difesa, ma non è nelle tue corde, o meglio non è il tuo ruolo naturale, cioè meglio centrale a 4 a 3, no? Cioè aiutaci anche a capire come sta crescendo Goldanica. Io nasco come difensore centrale di destra perché sono di piede destro, però ho fatto anche i terzini. L'anno scorso il mister mi aveva adattato a terzino sinistro perché c'era bisogno in una partita contro il Napoli, perché c'era dalla parte di destra Insigne, allora mi aveva adattato a marcar lui, e quindi poi da lì ho fatto bene, mi aveva un po' adattato, però io nasco come difensore centrale, sia a 3 che a 4.
E allora, mentre la regia, giusto per farti ancora un altro regalo, per farlo anche a noi, ci fa rivedere ancora una volta il tuo gol, Paolo Vannini per te. Sì, due cose ti volevo chiedere. Ciao, intanto così farti sorridere per dire che questo è un gol alla Iachini, e l'abbiamo visto bene, nel senso che se segui un po' il Palermo saprai che il Palermo ha segnato la metà quasi dei suoi gol sugli schemi a calcio piazzato e molti dei quali con i difensori, quindi questo è un gol proprio che quasi copia le orme, lo fanno quasi tutte le squadre ormai, però dico il Palermo è specializzato in questi gol e i difensori nel calcio degli Iachini hanno un ruolo particolarmente importante. Se l'anno scorso era logico che tu andassi a fare un'esperienza fuori perché insomma sei un 93, giusto? Quindi sei giovanissimo e quindi avevi bisogno di giocare, ti vedi l'anno prossimo in un Palermo che è un po' diverso, cioè che probabilmente non è più in grado di puntare su grandissimi nomi e cerca di crearseli in casa i prodotti interessanti. Ti vedi in una rosa, speriamo tutti, di Serie A, magari a fare un po' di gavetta ma pronto a giocarti il posto, come sta facendo per esempio Milanovic, che non è tanto più grande di te come età? Sì, no, sicuramente il mio obiettivo è quello di tornare a Palermo come ho detto prima, però devo fare ancora questi mesi per prepararmi poi all'anno prossimo a tornare forse a Palermo, poi non so come andrà, però sicuramente più da protagonista e magari avere la possibilità di giocare un po' di più. Comunque sarà sicuramente una bella soddisfazione se tornerò a Palermo. Grazie Edo, l'ultima curiosità, l'esultanza con il simbolo del cuore, c'è una motivazione particolare, ce la vuoi raccontare? Tanto ormai ti ho fatto la domanda, che fa, non mi rispondi? Sì, no, sicuro. No, mi sono arrivati 1000 messaggi di questo cuore perché pensavano fosse riferito a qualche ragazza, invece cioè, soprattutto ti hanno chiamato circa 200 ragazze per dire ma era riferito a... No, sto scherzando Edoardo, però... No, scherzo, però nel senso è un cuore riferito a una persona che è venuta a mancare l'altro anno e quindi è un modo per ricordare, l'avevo fatto l'anno scorso quando segnavo e quindi ho voluto rifarlo. Poi c'era la mia famiglia in tribune e sono andato verso di loro a fare queste feste. Grazie Edoardo, grazie, in bocca al lupo ancora, insomma ci rivedremo comunque a fine stagione, a prescindere da tutto. Aspetta, Paolo ancora una... No, volevo concludere allora, il discorso. ciao Edoardo, ci salutiamo, grazie per aver accettato l'invito, ringraziamo anche l'ufficio stampa del Pisa che si è messo a disposizione per realizzare questa intervista. Grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie mille, arrivederci a tutti.